Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ennesimo caso di fascismo contemporaneo che conferma l'allarme fascismo che attanaglia la nostra contemporaneità e che risuona tutto a sinistra, nel campo dei cosiddetti progressisti, delle cosiddette anime belle, dei cosiddetti buoni e giusti, quelli che hanno lo slogan "restiamo umani", sempre che siamo dei nostri, se no l'altro è disumano per definizione. Non è una nostra forzatura, ma è quello che è andato in scena per l'ennesima volta all'Università La Sapienza di Roma, dove il collettivo studentesco di sinistra Cambiare Rotta ha dato fuoco a una immagine, una grande fotografia del ministro Matteo Salvini, bruciata integralmente all'interno di slogan e iniziative scombiccherate contro una manifestazione sulla remigrazione che avverrà a Roma il 13 giugno, che peraltro non è della Lega, non è di nessun partito di centrodestra, ma questi sono dettagli per gli odiatori contemporanei. Il punto è sfogare il loro odio. E sì, perché che cos'è alla radice, diciamo filosoficamente, il fascismo? Il fascismo è la negazione dell'umanità dell'altro, è il mancato riconoscimento dell'altro, è la mancata legittimità data all'altro che ha altre idee nel consesso civile addirittura umano. E l'atto di dare fuoco all'immagine dell'avversario è probabilmente l'atto fascista per definizione, perché non solo lo squalifica politicamente, non lo riconosce come legittimo portatore di un punto di vista diverso, ma lo squalifica anche anzitutto umanamente, cioè ne disconosce il diritto ad esistere, brucia l'immagine, evocando la cancellazione dell'altro, dell'avversario. Ma è una pratica essenzialmente fascista, è una simbologia essenzialmente fascista. Non a caso l'imbrattamento, il dare fuoco a materiale altrui, simboli altrui, immagini altrui, era una prassi delle squadracce fasciste negli anni in cui si afferma il virus autoritario in Italia. È una prassi di tutti i movimenti autoritari o peggio totalitari. Dare fuoco all'altro, bruciarlo, eliminarne l'idea, i roghi dei libri, i roghi delle immagini, l'altro che si cancella. Questo è proprio, come dire, una reiterazione di modalità d'agire tipicamente fasciste, che oggi attecchiscono pressoché esclusivamente nel cosmo della sinistra antagonista, che però in questi ultimi mesi è sempre più difficilmente distinguibile dalla sinistra tout court, dalla sinistra istituzionale. Mentre vi parlo non si registrano condanne ferme di nessun esponente rilevante di sinistra, arriveranno, ne siamo certi. Rimane il fatto che negli ultimi mesi questo cosmo è stato coccolato, tutta la retorica pro-PAL, tutto il collateralismo con le piazze contro il genocidio, le piazze antagoniste, è saltato un argine riformista a sinistra rispetto a questi mondi. Ma al di là di questa considerazione, tutti quelli che suonano l'allarme fascismo, se fossero sinceri nel loro allarmismo, no, e non usassero ideologicamente questo spettro, dovrebbero voltarsi alla loro sinistra e vedere che oggi a sinistra, sistematicamente, perché di questi episodi ne sono successi a iosa, si brucia l'immagine dell'altro, di chi la pensa diversamente, che non solo non può pensarla diversamente, ma per costoro non dovrebbe nemmeno esistere, quantomeno la smettano di proclamarsi quelli contro l'odio. Grazie a tutti, a domattina.